Furti, rapine e ricettazione, scoperta un'associazione per delinquere. L'inchiesta dei poliziotti della squadra mobile coordinati dal commissario capo Giovanni Minardi avrebbe portato alla luce la banda dei furti messi a segno nelle villette e abitazioni di San Leone, Agrigento, Siculiana, San Biagio Platani, Montallegro e Licata. Il fascicolo d'inchiesta è stato coordinato dal sostituto procuratore Simona Faga. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Agrigento, Alessandra Vella, ha convalidato il provvedimento disposto dalla procura. Sono 3 le persone sottoposte a fermo di indiziato di delitto facenti parte di una presunta associazione per delinquere finalizzata ai furti in abitazione, rapina e ricettazione. Dai poliziotti della squadra mobile la questura di Agrigento. 5 complessivamente invece, fra i quali un palermitano, coloro che erano stati iscritti nel registro degli indagati. A finire nei guai sono stati Franco Lomanto, 44 anni, Ignazio Rallo, 36 e Francesco Orlando, di 22 anni, tutti di Palma di Montechiaro. I poliziotti della squadra mobile hanno effettuato anche una raffica di perquisizioni in tutta Palma di Montechiaro, sequestrati anche dei soldi. Nell'abitazione di uno degli indagati sono stati trovati e sequestrati oltre 30.000 euro, mentre in un'altra casa sono stati sequestrati quasi 6.000 euro. 3 i mezzi tutti cassonati che sono stati recuperati, uno dei quali era stato rubato al comune di Ioppolo Giancaxio. Recuperato anche un particolarissimo crocifisso, dei quadri, degli orologi, dei putti e delle statue.